E allora eccoci rientrati in studio per l'ultima parte di TV7 Match. Come anticipato, questa sera ci occuperemo di mafia, di agromafia, e lo facciamo con un ospite particolare che abbiamo in studio. Ermanno, io presenterei subito gli ospiti. Allora iniziamo da Giuseppe Antoci. Buonasera Antoci, grazie di essere qua nei nostri studi. Ricordiamo già presidente del Parco dei Nebrodi, e dopo spiegheremo ai telespettatori di che cosa si tratta e dove si trova. Buonasera a Pierluigi Granata. Buonasera Granata, grazie anche a lei di essere qua. Buonasera. È un criminologo, un giornalista, grazie di essere nei nostri studi. Buonasera all'avvocato Emanuele Compagno. Buonasera avvocato, anche giornalista, collaboratore del Gazzettino di Venezia. Grazie anche a lei di essere qua. Ermanno, allora, parliamo di agromafia, un business con i miliardi europei, una vicenda che si trascinava da tempo e che ha fruttato miliardi alle cosche. Era una situazione che andava avanti da molti anni ed è una situazione che fortunatamente è stata bloccata. C'è un merito, il merito è il nostro ospite che è qui con noi questa sera, e lo ringrazio di essere venuto perché viene dalla Sicilia, e diciamo che è il merito di avere scoperchiato la pentola dove dentro c'è una situazione praticamente ingestibile. C'era, adesso sta rimarginandosi la ferita, una situazione praticamente ingestibile perché le mafie, attraverso dei trucchi di cui poi il dottor Antoci ci spiegherà, riuscivano ad avere finanziamenti europei di svariati miliardi e andavano a finire nelle mani non solo delle mafie che se ne approfittavano, ma venivano utilizzati poi anche per altri scopi. E allora direi che dobbiamo ringraziare questa persona che è con noi. Certo, certo. Ecco, allora noi abbiamo preparato un breve servizio dove riassumiamo un po' quella che è la vicenda di Giuseppe Antoci. Allora lo sentiamo assieme con i telespettatori, vediamo. La chiamano la mafia dei pascoli ed è quella che negli ultimi anni è riuscita ad accaparrarsi miliardi di euro truffando l'Unione Europea e penalizzando gli allevatori siciliani onesti. Accade in Sicilia, nell'area del Parco dei Nebrodi, dove per anni le cosche mafiose hanno monopolizzato le gare d'appalto per l'affitto dei terreni, terrorizzando i piccoli allevatori, ottenendo così con pochi euro enormi appezzamenti di terreno per poi ricavarne centinaia di migliaia dai contributi europei. Boschi sterminati che clan importanti come i Santa Paola, i Bontempo Scavo e perfino i Riina sono riusciti negli ultimi anni a farsi assegnare dalla regione siciliana senza che nessuno avesse mai osato opporsi, senza che nessuno avesse mai denunciato nulla. Migliaia di ettari di terreni che sono stati concessi per decenni in affitto per pascolo a canoni che nel 2015 erano compresi fra i 12 e i 30 euro ad ettaro, a fronte di contributi europei di 300 euro ad ettaro. Una pioggia di denaro che arrivava a nomi di spicco della mafia con un metodo oliato da anni, un sistema reso possibile dalla mancanza di gare d'appalto e dal silenzio degli amministratori, un bottino enorme che è stato stimato in oltre 4 miliardi di euro. A scoprire questa truffa mafiosa è stato Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, unico ad accorgersi che c'era qualche cosa che non funzionava. Giuseppe Antoci introduce allora il protocollo di legalità per mettere fine a questo meccanismo, diventando così però il nemico numero uno per questi euromafiosi, una figura scomoda che la mafia cerca di eliminare. Nel 2016, dopo varie intimidazioni, Antoci rimane vittima di un agguato con la sua auto che viene centrata da vari colpi di arma da fuoco. Se Antoci può ancora raccontarlo è solo grazie all'auto blindata e al pronto intervento della scorta. Giuseppe Antoci ora vive sotto scorta ma continua a battersi contro la mafia e per la legalità, mettendo a repentaglio la propria vita. Andrea Camilleri lo ha definito un eroe dei nostri tempi. Eccoci qua. Allora, Antoci, abbiamo ripercorso velocemente quella che è stata
come dire, un impegno come presidente del parco che è iniziato, se non sbaglio, nel 2013 ed è finito anticipatamente, tra l'altro, ma iniziamo a parlare di quello che è il Parco dei Nebrodi. Siamo in Sicilia, che cos'è il Parco dei Nebrodi? Intanto buonasera, grazie, sono contento di essere qui questa sera, soprattutto intanto per dire cos'è il Parco dei Nebrodi. Ve lo racconto dicendovi che è un posto così bello, così splendido, così fantastico che si riesce ad avere in alcuni luoghi alle spalle l'Etna, di fronte i boschi, i laghi, il mare e le olie contemporaneamente. È una delle aree protette più grandi d'Italia, 86.000 ettari su 3 province, ed è un posto fantastico dove viene data all'ente parco, a questo ente regionale, come dire, la responsabilità della gestione e della tutela dell'ambiente. Vedete, io ho accettato l'incarico di fare il presidente del parco per mettere a disposizione la mia esperienza come uomo d'azienda. Il parco era stato commissariato per 10 anni, la politica non si era mai messa d'accordo e commissariava, così come è commissariato da quando io sono stato revocato dall'incarico. E noi abbiamo tentato di fare sostanzialmente, di portare sviluppo approfittando della tutela dell'ambiente, ma abbiamo tentato anche di mettere a posto delle cose che abbiamo trovato. Io, subito dopo di essermi insediato, a ottobre 2013, venne a trovarmi un sindaco, accompagnato da un funzionario di polizia, e mi raccontò di un clima di vessazioni, di violenze psicologiche che subivano gli agricoltori e gli allevatori perché gli veniva vietato, proprio non potevano avvicinarsi per partecipare ai bandi pubblici degli affitti dei terreni. Io inizialmente non sapevo nulla di tutto questo, quindi mi misi a studiare, e quando cominciai a capire che il ritorno dell'investimento di quelle sempre stesse persone che vincevano questo bando superava il 2000%, neanche il mercato della droga, ho capito che c'era qualcosa che non funzionava. Richiamai questo sindaco e questo funzionario di polizia, che intanto venne trasferito a Sant'Agata di Militello, che era la sede del parco e che coordinava 17 comuni, e dissi loro: io su questa cosa mi voglio impegnare. E cominciammo lì a capire qual era il problema, perché è chiaro che io penso che tutti i telespettatori si stiano chiedendo: ma come può un mafioso, parliamo di nomi, Gaetano Riina, fratello di Totò, le famiglie Santa Paola, Salomone, reggente di Cosa Nostra della provincia di Enna, ma in Calabria e in altre regioni, come può un mafioso partecipare a un bando pubblico e addirittura vincerlo e drenare risorse pubbliche sui propri conti correnti, neanche i prestanomi? Loro utilizzavano la legge sugli appalti. La legge sugli appalti cosa dice? Per importi a base d'asta superiori ai 150.000 euro occorre il certificato antimafia, che è quello rilasciato alle prefetture su apposite istruttorie delle forze dell'ordine. Sotto quella soglia basta l'autocertificazione. Questi signori, tra virgolette, di cui ho accennato prima, autocertificavano di essere a posto con le norme antimafia. Quindi il bando, la tecnica oliata da anni era molto semplice. Loro facevano una società nuova, oppure ce l'avevano, mettevano dentro 4-5 nomi di calibro mafioso importante. Qual era il primo effetto? Gli allevatori per bene, coloro che erano impauriti, non partecipavano al bando, quindi bando monopartecipato, incremento a base d'asta di €1, e quindi il bando veniva aggiudicato. Per darvi dei numeri perché rientravano nell'autocertificazione, facciamo l'esempio di 1000 ettari, il Parco dei Nebrodi ne ha 86.000, pensate quanto ce n'è nel paese. 1000 ettari venivano pagati da questa gente 36,40 € compreso IVA ad ettaro, e sullo stesso ettaro, attraverso più truffe
ai fondi europei, quindi facendo più misure nello stesso terreno dove neanche andavano e dove neanche costruivano un posto di lavoro, incassavano anche 1.300 euro a ettaro, quindi 36.400 euro l'anno di affitto, incasso anche di 1,3 milioni l'anno, contratti medi da 5 a 9 anni, per una famiglia mafiosa 1.000 ettari rappresentavano un bacino di 7-8 milioni di euro. Quando noi abbiamo capito questo, abbiamo capito che l'elemento fondante era l'autocertificazione, dovevamo colpire l'autocertificazione. E su quella, insieme al prefetto Stefano Trotta, io mi sono impegnato a costruire un protocollo di legalità che firmarono tutti i sindaci del parco, che venne esteso dal Presidente della Regione a tutti gli enti regionali e che prevedeva di abbassare a 0 la soglia dell'autocertificazione. Quindi tutti dovevano presentare. Quindi tutti, per quella tipologia di fondi comunitari, dovevano presentare il certificato antimafia. È chiaro che quando noi stavamo costruendo questo percorso e quando il prefetto cominciò a mandare in bozza ai comuni il protocollo, cominciarono ad arrivare le prime lettere d'amore, diciamo. Finirai scannato, proiettili nelle buste, chiodi vicino l'auto, io ho scoperto poi chiodi a U, che ho scoperto poi essere un segnale della serie 6 su una strada tortuosa. Pensate quanto sono così, e tutte queste cose col tentativo di farmi capire che stavo andando oltre. Nel contempo la magistratura di Caltanissetta, la distrettuale antimafia di Caltanissetta, oggi possiamo dire, perché gli atti sono pubblici, a seguito di intercettazioni telefoniche, dispone di mettermi sotto scorta. Iniziò questo percorso che portò alla firma di questo protocollo. Ma cosa nasce da questa firma? Nasce che nel momento in cui il protocollo viene firmato, noi avevamo assoluta tranquillità che da quel momento in poi questa gente ai bandi pubblici non poteva partecipare, perché evidentemente non avrebbe avuto il certificato antimafia. Voi portavate via i terreni alle famiglie mafiose, così, no? Ma noi abbiamo fatto un'altra cosa, col prefetto abbiamo ragionato e abbiamo detto sì, adesso non possono partecipare in questo territorio, ma coloro che in questo momento hanno i contratti in essere e che ce li hanno per durate dai 5 ai 9 anni, noi come possiamo pensare di dormire la notte e pensare che mentre noi facciamo la lotta alla illegalità e alla mafia, questi continuano a prendere i bonifici bancari fin quando non scadrà il contratto? Allora abbiamo utilizzato una sentenza del Consiglio di Stato che diceva che sui protocolli e sulle interdittive antimafia si può attivare un percorso di revoca anche dell'esistente, quindi ci siamo fatti dare i nomi di chi deteneva i terreni e abbiamo capito, e quello è stato l'inizio del percorso, perché le prime 13 istruttorie alla prefettura di Messina hanno avuto 11 interdittive antimafia, le altre 23, 19 interdittive antimafia. Così scoppia, diciamo, si apre questo pentolone, si capisce che non è più solo un tema dei Nebrodi, si capisce che non è più un tema della Sicilia, si trovano cose pazzesche come per esempio, tanta era la tracotanza di questi personaggi e questa cosa che durava ormai oleata tanti anni, che addirittura per mettersi dentro le particelle dei terreni, che era l'unica cosa che serviva per prendere i fondi europei, avere il possesso di una particella, con le connivenze dei centri di assistenza agricolo, mettevano dentro particelle che non solo non erano loro, ma addirittura sbagliavano e si sono messi dentro una particella dove c'è un pezzo di aeroporto di Trapani, in Calabria un campo di calcio dove giocano le persone che risultava biologico e prendevano 700.000 euro di fondi europei. Insomma, vi voglio dire che questo era una fonte di sostentamento pazzesca, milionaria, con incrementi e a rischio zero per le mafie, attraverso le quali sostentavano le famiglie dei carcerati, investivano nel mercato della droga e investivano sugli investimenti immobiliari, e tutto questo senza rischiare nulla. Perché
i dati delle rapine e del pizzo sono scesi drasticamente in 10 anni? Perché non aveva senso rischiare di essere arrestati mentre facevano quei reati, quando a casa gli arrivavano i bonifici bancari con rendimenti che superano i rendimenti del mercato della droga. Noi questo abbiamo fatto, ma vi voglio dire con molta franchezza che noi non abbiamo fatto nulla di che. Io ci tengo a dirlo, le parole di Camilleri mi hanno reso molto orgoglioso. Io sono andato, non lo conoscevo, sono andato a trovarlo a casa e a ringraziarlo, però consentitemi di dirmi che qui non c'è niente di eroismo. Fare il proprio dovere in questo paese deve essere normale, di eroi e di simboli ne abbiamo avuto abbastanza. Io penso che bisogna ripartire dalla normalità e fare il proprio dovere deve essere normale, e io ho fatto solo questo. Certo. Ma mi raccontavi prima che addirittura c'era un capo mafia in 41 bis che riceveva comunque i contributi europei nel proprio conto corrente. Ma proprio circa un mese e mezzo fa, una importante operazione di servizio in Calabria ha portato in carcere la famosa famiglia Gallico. Beh, quando si scopre che mentre uno è in carcere, e non è solo quello il tema, e si è scoperto per altri, mentre è in carcere e magari al 41 bis tu continui a prendere i bonifici bancari nel conto corrente, c'è un problema, c'è qualcosa che non funziona. Vedete, la rabbia di pensare, io sono stato dal 2014 ogni anno alla commemorazione della strage di Capaci all'Aula Bunker, pensare che mentre noi eravamo là, mentre lo Stato diceva combattiamo la mafia, dall'altro lato fondi pubblici arrivavano ai mafiosi. Allora, questo mi ha fatto molta rabbia e devo dire anche un po', ho provato anche un po' di vergogna. Noi abbiamo tentato, perché noi abbiamo fatto questo incontro a Roma qualche giorno fa, dove il capo della polizia e il procuratore nazionale antimafia hanno presentato questo libro in cui io racconto questo pezzo di vita e un pezzo del mio cuore. Cosa dice il procuratore De Rao? Allora, questa vicenda inizia quando Antoci comincia a parlare dei bandi. Poi Antoci con la prefettura intervengono e cominciano le interdittive antimafia. Fase 3. Arriviamo noi e le forze dell'ordine, le operazioni di servizio e gli arresti. Poi, quando Antoci comincia a dire questa deve diventare una legge nazionale, la mafia attacca, come sempre fa quando gli si mettono le mani in tasca. Ecco, e l'antimafia si fa con le pratiche, non con le prediche. Siamo riusciti a capire perché l'Europa, perché lo Stato non è così attento in queste situazioni, perché non parliamo di 1, 2, 3, 10 casi, parliamo di centinaia di casi e di miliardi che sono passati dalle casse dello Stato alla mafia. Come è possibile che non ci sia una fase intermedia di controllo minimo per cui tutte queste cose per anni, per decenni sono andate avanti? Perché all'interno dei percorsi, quindi dalla fase di presentazione di questa cartellina con i documenti al centro assistenza agricola, che era quello poi che la trasferiva all'Agea per fare le pratiche e per avere poi il finanziamento. In tutti questi percorsi c'erano connivenze e paure. C'è stato un reportage fatto che ha vinto il premio Ilaria Alpi per il giornalismo investigativo, prima della mia premio Morrione, prima dell'attentato che ha colpito me e la mia scorta, dove addirittura sono riusciti a far vedere il mafioso che passava e vessava il proprietario del terreno perché lo voleva, perché voleva il terreno. Allora, in tutto questo percorso ci sono connivenze e paure. Connivenze di chi? O paure di chi? È chiaro che se tu in un centro assistenza agricola ti viene un signore
che ti porta una cartellina dove dentro c'è un certificato antimafia e quello là ha fatto 13 anni al 41 bis e non sei in una città da 5 milioni di persone ma sei in un paese da 2.000-3.000 persone, è chiaro che o hai paura o sei connivente. E queste connivenze erano in più parti. Voglio dire, se a me mi arriva una pratica da finanziare con un nome che si chiama Rina e mi arriva da Corleone, ma me lo chiedono se è parente. Allora, è connivenza o è paura? Guardate che li ammazzavano se si mettevano di mezzo a dire qualcosa. Ecco, quanti morti ci sono stati per questo? Tanti, ci sono tanti omicidi non risolti. Un sindaco del comune dove io ero quella sera al convegno, dal quale comune sono partito la notte dell'agguato, è stato ucciso a colpi di fucile in faccia sotto casa. Perché? C'è chi dice che aveva voluto capire, stava cercando di capire come poteva evitare che questi terreni andassero sempre alle medesime persone. È chiaro che di capire quali sono le connivenze e quali sono le paure è un filo sottile. È chiaro che però le paure vanno gestite, vanno aiutate a trasformarsi anche in coraggio. Io sono il primo sono una persona che ha paura, è chiaro, no? Io ho paura per la mia vita, per la mia incolumità, è chiaro che io non potrò più essere la stessa persona che ero il 17 di maggio del 2016, non lo sarò più io, non lo saranno più gli uomini della mia scorta, le nostre famiglie, non lo sarà più questo paese che stava per subire un'ulteriore strage di mafia, perché ricordiamoci che la mafia non attaccava uno delle istituzioni alle stragi e quello è stato definito un attentato tecnicamente riuscito. Allora è chiaro che su questo argomento la problematica anche della magistratura delle forze dell'ordine era la mancata conoscenza, perché questa era una cosa che girava da altre vie, perché questa era una cosa dove dal punto di vista tecnico le forze dell'ordine hanno cominciato ad attivare il sistema di conoscenze di know-how grazie a quella polizia e al vicequestore Manganaro e alla squadra della task force che creammo allora col questore Cucchiara di Messina. Grazie a quell'esperienza poi le altre forze dell'ordine hanno cominciato a lavorare e oggi sono continue le operazioni di servizio, gli arresti, ma soprattutto la parte importante di questo lavoro non sono solo gli arresti, perché gli arresti si fanno per tanti reati. Qui grazie a questa norma, che poi questo protocollo che è diventato il 27 di settembre 2017 legge dello Stato, non solo fanno gli arresti, ma gli sequestrano tutto, gli prendono i beni. Questi erano abituati con i figli che giravano con gipponi a 200.000 euro, gli sequestrano anche le biciclette, perché è giusto così. Però questo crea un atteggiamento anche psicologico, e lo dico davanti a un esperto ai lavori, perché vedete, io dico sempre, la moglie di un mafioso sposa un mafioso e mette in conto che il marito va in carcere. Così come la moglie di un ufficiale dei carabinieri sa che sposando l'ufficiale dei carabinieri ogni 2 o 3 anni dovrà girare l'Italia. Sono due scelte molto simili, paradossalmente molto simili. Qual è la parte psicologica che esce un po', esula dal fatto che la moglie dice vabbè, adesso è stato arrestato perché ha chiesto il pizzo, l'imprenditore l'ha denunciato, maledetto imprenditore, ma ci può stare. Questa parte legata alla nostra norma crea invece una astiosità nelle famiglie in generale, perché là non c'è solo l'arresto, là c'è una famiglia che viene buttata al lastrico perché gli sequestrano tutto, e che quindi l'astiosità sull'antoci di turno, su coloro che insieme a me abbiamo, come dire, imbastito e lavorato con serietà e con normalità in questa vicenda,
peggiora giorno per giorno, perché ogni giorno una famiglia viene, tra virgolette, delegittimata nel proprio territorio, perché i cittadini che per paura o perché voglio dire per familiarità o per altro gli portavano quel rispetto, oggi li vedono distrutti anche dal punto di vista economico, distrutti perché in galera, distrutti dal punto di vista economico perché gli tolgono tutti. Allora questa è la vera forza dell'antimafia praticata, cioè noi quando riusciamo a fare il passo dove a loro togliamo tutto e li ritorniamo allo Stato, perché nel contempo la Corte dei Conti li sta condannando dall'altro lato al risarcimento, oltre ai sequestri e quindi alle confische, ma li sta condannando anche alla restituzione. Quindi poi vengono condannati alla restituzione di quelli che sono stati i contributi che assolutamente hanno ricevuto? Sì, già gli vengono sequestrati quelli che si possono sequestrare nei conti correnti, perché trovano conti correnti con milioni di euro, ma l'altra parte viene colpita dalla Corte dei Conti. Ma attenzione lì, anche sull'aspetto tra virgolette normativo. Qual è la differenza dirompente fra l'attività dei sequestri e delle confische su questa norma? Allora, quando le forze dell'ordine portano a un magistrato una richiesta di sequestro dei beni, il magistrato la istruisce, la controlla, la analizza, si prende il suo tempo. Su questa vicenda la DIA e le altre forze dell'ordine non facevano altro che portare una cartellina con dentro l'autocertificazione falsa, l'appartenenza del soggetto a famiglia mafiosa o soggetto pericoloso socialmente come prevede la legge. Terza cosa, i bonifici bancari arrivati sui conti correnti. I magistrati firmano a vista, perché non c'è nulla da istruire. Questa cosa è stata anche dirompente perché l'azione delle forze dell'ordine e della magistratura è molto più fluida e veloce. Quindi noi abbiamo costruito tutto questo e questa cosa durava da anni e anni e stava foraggiando le più importanti famiglie del paese. Ma attenzione, questo non è solo un tema siciliano, questo non è neanche solo un tema italiano. Ricordiamoci l'uccisione in Slovacchia di Jan Kuciak, ucciso e giustiziato perché si stava occupando dei fondi europei per l'agricoltura. Io ho parlato con la terza giornalista che doveva andare a quell'appuntamento, sarebbe stata uccisa anche lei, ho rilasciato un'intervista dove mi ha detto in maniera chiara che lei si stava occupando lui si stava occupando anche, si stava studiando il protocollo e la legge che poi noi abbiamo fatto, ed è chiaro che anche in altre parti del paese, proprio a giorni, uscirà un docufilm a France 3, la TV francese, pubblica francese, dove io sono venuti giù in Sicilia, sono stati 3 giorni con me, dove dimostreranno nei fatti che i terreni in Corsica sono in mano alle famiglie mafiose e in Corsica si prendono i fondi europei per l'agricoltura solo sempre le stesse persone. Stesso tema, stesso metodo, posto diverso, non più dell'Italia. Allora, abbiamo un tema serio in Europa di questo? Certamente sì. Abbiamo la necessità di avere dei controlli più stringenti anche da dove partono i fondi? Certamente sì. Perché non è stato fatto in questi anni? Le ridico, e non è stato fatto per mancanza di competenze, ma certamente perché la differenza fra le connivenze e le paure ancora bene non l'abbiamo compresa. Certo. Pierluigi Granata, allora questo racconto di Giuseppe Antoci sicuramente colpisce soprattutto anche per quest'ultima considerazione, no? Il fatto che il fenomeno della mafia dei pascoli e il sistema soprattutto è un sistema che è stato esportato. Infatti si parla ormai di crimine transnazionale. Non ci sono più barriere doganali a suddividere l'operato delle diverse cosche mafiose. Si parla di crimine internazionale, poi come è stato detto più volte qui, insomma, noi abbiamo l''ndrangheta che è il network criminale più forte del mondo, quindi ormai i vecchi confini sono superati. Però mentre parlava il dottor Antoci mi ha fatto tornare in mente un episodio analogo che si è verificato anche in Veneto.
dove addirittura in un capoluogo di provincia fu assegnato un appalto, perché in quel momento vigeva la normativa provvisoria, e questo appalto è stato vinto da una piccola azienda calabrese che aveva praticato un ribasso anomalo secondo la normativa e secondo i parametri di valutazione del 24%. L'azienda proveniva da una zona ad alta densità mafiosa e questo aveva già vinto l'appalto, perché nessuno dei componenti dell'organo comunale preposto al controllo si è prodigato a fare dei controlli, neanche una telefonata giù alla prefettura competente alla Calabria. E per fortuna che si è mossa la prefettura calabrese che ha bloccato l'appalto. E qui stiamo parlando del Veneto. Quindi qui, oltre a quello che dice il dottor Antoci, convivenza, complicità, paura, e a volte c'è anche scarsa sensibilità sul tema, scarsa disponibilità. E io quando ho visto questa cosa sono rimasto allibito, perché se non fosse intervenuta la prefettura meridionale, l'appalto sarebbe stato vinto e nessuno avrebbe controllato. Ecco, questo anche, no? Avvocato Compagno, nessuno che controlla, cioè un sistema che va avanti per anni senza che ci sia effettivamente un controllo anche qua al nord. Sì, ma la mafia si inserisce su queste pieghe, riesce a trovare la formula attraverso la quale poter fare i propri traffici senza venire poi scoperta concretamente, un po' come diceva il dottor Antoci, perché qualcuno se ne dimentica, un po' perché qualcuno ha paura, un po' perché magari la legge ha delle lacune e quindi consente tra le pieghe della legge di potersi inserire e di poter trovare il modo che nessuno si accorga che in realtà la mafia sta operando in questo modo. Mi viene in mente anche la banda del Brenta. Anche noi in Veneto abbiamo avuto negli anni 80, 70, 90, primi anni 90 la mafia del Brenta e tutti ci siamo chiesti perché la mafia del Brenta ha operato senza che nessuno si fosse magari accorto che il boss di turno era dietro l'angolo, viveva insieme a noi, o magari tutti lo conoscevano però non riuscivano in qualche maniera ad individuarlo, ad arrestarlo. Questo è il grande tema che dovremmo porci, nel senso che dobbiamo chiederci veramente se le norme antimafia in Italia sono davvero efficaci, oppure se l'Italia, proprio per questo problema della mafia, non abbia bisogno di leggi diverse. Questa è stata una legge che ha portato un risultato molto importante, anche perché poi è stata recepita a livello nazionale. Ecco, questa era per esempio una lacuna nella normativa che consentiva alle mafie di farla franca. Bisogna fare questo grande lavoro di ricerca continua, ma credo che sia un'evoluzione che non finirà mai, perché appena si trova il metodo per poter stanare un meccanismo mafioso, ecco, i mafiosi ne inventano un altro, quindi bisognerà in qualche maniera cercare di evolvere continuamente la normativa, se non riusciamo a stanare fino alla base questi traffici illeciti. Certo. Allora, io volevo soltanto aggiungere una cosa a quello che ha detto l'avvocato. Io non sono completamente d'accordo con quanto sostenuto da lei, perché la nostra normativa antimafia è molto completa, soprattutto nell'applicazione della normativa antimafia, della confisca preventiva, tant'è vero che qui è stata applicata a Verona e già sono state emesse quasi 20 interdittive antimafia, cosa che non era stato fatto prima. Ma la legge c'è, e come diceva giustamente il grande Giovanni Falcone, non è questione di avere buone leggi, le leggi sono buone. Il problema è che poi c'è l'elemento umano che deve applicarlo, e qui io arrivo al mio cavallo di battaglia della normativa antiriciclaggio, che la nostra è la migliore in assoluto del mondo, tanto è vero che viene copiata, viene studiata. Il problema è che non viene applicata totalmente. Quando il dottor Antoci stava indicando queste storture, c'era da aggiungere che nessun comune ha mai provveduto a fare le segnalazioni per operazioni sospette come sarebbe previsto dalla normativa, e se ogni comune avesse adempiuto a questi obblighi di legge, sicuramente quei signori mafiosi non avrebbero ricevuto il denaro. E la stessa cosa sta accadendo anche qui in Veneto, ma tutto a livello nazionale, perché la legge è fatta bene, non si può effettuare nessun tipo di operazione sospetta senza che ci sia la relativa segnalazione, soltanto che non viene applicata. Io ho fatto un sondaggio
nessun sindaco conosce tale obbligo. Nessun sindaco sa che il comune è tenuto a fare le comunicazioni per azioni sospette, ed il comune, che tra l'altro avrebbe anche le sentinelle sul territorio composte dalla polizia locale, non attua questa adempienza normativa, e loro sarebbero in grado sì di vigilare il territorio, quello che diceva il dottor Antonio. Soltanto se noi partiamo che c'è una legge fatta molto bene, tanto è vero che adesso a Ca' Foscari stanno facendo questi corsi d'antiriciclaggio, ma se poi non viene applicata o addirittura non è conosciuta, questo è grave. Poi lì comunque adesso anche dalla nostra discussione vengono fuori degli elementi fondanti poi di quella che è una normale lotta alla mafia in tutti i territori. Allora, il primo è il negazionismo. Allora, non ce lo possiamo nascondere, la vicenda Emilia ci dimostra quanto il negazionismo ha fatto infiltrare fino ai meandri delle istituzioni e non l''ndrangheta e le mafie. Quando si diceva attenzione c'è la mafia, si diceva no ma sporchiamo il territorio, qui ma la mafia non esiste, qui danneggiamo. Allora, poi quando è scoppiato il bubbone, questo è diventato. Io oggi sono stato col prefetto di Palermo, la dottoressa De Miro, che è stata il famoso prefetto di Reggio Emilia che ha fatto scoppiare l'operazione Reggio Emilia con le interdittive antimafia, e la verità è che quando è scoppiato tutto era tardi, e questo fa parte del negazionismo, del non dover dire che la mafia in quei territori, la mafia proprio nei territori dove i vergini è pronta ad entrare, non c'è più una territorialità, e questo riguarda l'aspetto del negazionismo. Poi l'aspetto della normativa sull'antiriciclaggio, guardate che per la vicenda dei fondi europei all'agricoltura, su questa vicenda della normativa antiriciclaggio c'è veramente molto da riflettere. Perché? Vi faccio un semplice esempio. Tizio capomafia riceve 1.200.000 euro nel conto corrente, a un certo punto si compra, dopo tanti milioni di euro, si compra un attico a Roma di 5 milioni, fa il contratto, la banca dice scusi ma lei questi soldi dove li ha presi? Come li ho presi? Sono fondi pubblici. E il notaio? E il commercialista? Ma lui dichiara che erano fondi pubblici. Certo. Quindi sotto il profilo della normativa antiriciclaggio, se oggi con la conoscenza di questa vicenda, ma la verità è che questi dichiaravano che erano fondi pubblici ed era la verità. Certo. Quindi c'è un tema sulla normativa antiriciclaggio, i sindaci di cui lei parla, e io condivido in pieno, i centri di assistenza agricola no, perché quelli facevano le pratiche. Ma tu, nel momento in cui aggiudichi un bando e lo aggiudichi a una persona che sai che ha fatto il carcere per mafia, la vuoi fare una segnalazione sui fondi che riceve o sui fondi che attraverso quel bando in maniera preventiva possono essere ricevuti? Allora, il tema è sempre quello che un po' io ripeto spesso. Allora, fare il proprio dovere, cioè se ognuno avesse fatto, o se ognuno facesse il proprio dovere nel posto dove si trova, nel ruolo che ha, tante cose io non avrei rischiato di finire ammazzato io la mia scorta, perché non ci sarebbe stato bisogno, perché non ci saremmo arrivati, perché quei meccanismi non sarebbero mai partiti. Quindi è chiaro, c'è una responsabilità, e lì è chiaro che poi c'è sempre quello che diceva ma tanto se la vede chi viene dopo. Avrei potuto fare forse anche la stessa cosa io, del resto questo non era un argomento. Io sono andato a fare il presidente del parco pensando di fare tutela dell'ambiente e sviluppo del territorio. Mi sono trovato a lottare la mafia, ma non l'ho scelto. Certo. Però ho dovuto fare una scelta. C'è un momento nella vita, io penso che capita a ognuno di noi ogni giorno in tutte le cose più o meno importanti, si è davanti a un bivio e poi uno deve scegliere una strada. Ma io ho scelto la strada. Ha coinvolto la famiglia anche? Assolutamente sì, perché vedete, quando un mese e mezzo, 2 mesi prima dell'attentato che ci ha colpiti quella notte, io avevo incontrato quella sera
il questore e dei magistrati, io avevo già aumentato il livello di scorta, quindi oltre alla prima scorta data alla Caltanissetta mi avevano aumentato la scorta mettendomi un'auto blindata. E quella sera, proprio perché cominciavano ad esserci le interdittive, loro avevano fatto ricorso al TAR, perché per fermare il protocollo loro hanno fatto ricorso al TAR dicendo il protocollo è un atto pattizio, quindi non ha valore di legge, e hanno chiesto la sospensiva. Il TAR intanto si era pronunciato, non gli aveva dato la sospensiva, aveva parlato di infiltrazioni mafiose, di condizionamento dell'azienda, quindi aveva fatto diventare quel protocollo legge già con quella sentenza. Ma non solo, anche in Calabria c'è la fibrillazione, perché mentre noi facevamo queste attività, due consiglieri regionali della Calabria mi chiamano e mi dicono: Presidente, noi dobbiamo fare la legge per la vendita dei terreni demaniali per evitare che vadano all''ndrangheta. Come possiamo applicare questo protocollo? Io diedi 4-5 informazioni e considerai quella telefonata come tante ne ricevete ognuno di voi ogni giorno, quindi non gli diedi neanche tanto peso. In consiglio regionale l'indomani viene bloccata quella legge dicendo la blocchiamo per mutuare il protocollo Antoci fatto in Sicilia per la lotta alle associazioni mafiose. Dopo 2 giorni tutta la stampa in Calabria, in arrivo il protocollo Antoci anche in Calabria. Tutte queste cose, è chiaro, che hanno creato tante fibrillazioni. Ovviamente c'erano anche delle indagini in corso, per cui quella sera quei magistrati e quel questore mi disse: guarda Presidente, noi siamo preoccupati, lei rischia veramente la vita. E quindi io tornai a casa e trovai mia moglie e le mie figlie sedute a cena e dissi soprattutto alle mie figlie: non scappate con i telefonini, con Facebook, perché ho bisogno di parlarvi 10 minuti. E dissi loro, soprattutto alle mie figlie, ma lo dissi anche a mia moglie: guardate, se voi pensate che io sto tirando troppo la corda, se voi già, noi ovviamente il regime di scorta non era quello, diciamo, forte ed importante che ho in questo momento, ma comunque era già un sistema anche abbastanza serio. Se voi pensate che io sto sbagliando, che io devo fermarmi, che non ce la fate perché siete spaventati, voi avete il diritto di chiedermelo. Io non lo so cosa farò, però voi non vi dovete vergognare a chiedermelo. E noi quella sera andammo a letto senza una parola, solo sguardi. E io mi ricordo, dissi a mia moglie poi in camera da letto: forse li ho caricati troppo di responsabilità. E quindi vi devo dire che quella notte non dormì, sia perché con molta onestà avevo paura di quello che poteva accadere per quello che mi era stato detto, ma anche perché mi ero portato a letto gli occhi delle mie figlie, alle quali ovviamente non spiegai tutto, dissi solo: io rischio la vita. L'indomani mia figlia, la più grande, mi chiamò e mi disse: papà, ho bisogno di parlarti. E io dissi: quando esci da scuola parliamo. No, io sono già uscita, è venuto il nonno a prendermi, vieni a casa perché ho bisogno di parlarti. E io mi ricordo, dissi ai ragazzi della scorta: torniamo a casa. E salendo la stradina di casa, è una cosa della quale mi vergognerò per tutta la vita, ho pensato che mia figlia mi aspettasse per dirmi: basta, non ce la facciamo più. La trovai seduta nello stesso posto dove era seduta la sera prima a cena e mi disse, quando entrai, mi disse: papà, siediti. Mi guardò negli occhi, ricordo, strizzò gli occhi e mi disse: senti papà, tu devi fare una cosa per me, lo devi fare per le mie sorelle. Mi ricordo, disse: lo devi fare per le mie compagne, fallo per questa terra, non ti fermare, tanto ci siamo noi con te. Questa è la stessa frase che quando quella mattina mi portarono a casa il questore di Messina, Giuseppe Cucchiara, dopo l'attentato mi portò a casa. Loro scesero tutte e tre dal piano di sopra con lo zaino pensando di andare a scuola, e noi a un certo punto abbiamo detto: se a scuola non potete andare. Mi ricordo mia figlia, una delle mie figlie mi ha detto: ma io ho compito di latino. Allora il questore intervenne e mi ha detto: non puoi andare, papà ha subito un attentato. Noi ci siamo abbracciati con le mie figlie e con mia moglie, tutti e 5, abbiamo pianto, e loro anche in quel momento: papà, vai avanti, tanto ci siamo noi. Ecco, questa è stato il giro di boa.
questo è quello che mi ha fatto capire che quel bivio, che forse io non ho mai visto come un bivio, ho pensato che era una strada dritta da seguire, era l'unica strada che io potevo prendere nei miei confronti per avere la forza e la dignità di farmi la barba la mattina e guardarmi allo specchio, e soprattutto per dare seguito a una frase che io mi porto sempre nel cuore, che nella vita non si educa con quello che si dice e con quello che si fa, ma si educa con quello che si è. E io spero di essere stato un buon padre soprattutto. Penso che quella sera loro, quel giorno, quella sera e quel giorno, la notte dell'attentato, io penso che mi hanno voluto anche dire di andare avanti, non solo come amministratore, come cittadino, ma anche e soprattutto come padre. Quindi le dico che la mia famiglia è stata molto importante in tutta questa vicenda. Grazie anche da parte nostra. No, un'altra cosa, passiamo dall'Italia al resto dell'Europa, perché è vero che l'Italia ha delle buone leggi, perché abbiamo purtroppo un'esperienza ormai centenaria della presenza di una mafia che dello Stato se ne frega. Però la stessa cosa non è avvenuta negli altri Stati, e quindi quella obiezione giustamente che è stata fatta prima, ma forse in Italia non c'è una legge perfetta, in realtà poi negli Stati europei non esiste nemmeno, ma non esiste nemmeno il concetto di mafia, e quindi in tutta la legislatura europea non esiste la mafia e come la mafia può influire o può determinare un reato e come deve essere individuata. Tutta questa esperienza ha determinato appunto quello che dicevi prima, e quindi quelle persone che si sono rese conto che c'è un'infiltrazione di mafia all'interno di questi stati che aderiscono all'Europa, in realtà non c'è un anticorpo che consenta di fermarle. Ecco, qual è il punto? Ma infatti, allora, prendiamo l'esempio della vicenda Kuciak, esatto, che abbiamo citato. Quando io rilascio l'intervista alla televisione pubblica slovacca, perché iniziavano alcuni importanti giornalisti a dire: se ci fosse stato il protocollo Antoci qui, non sarebbe accaduto quello che è accaduto. Non è vero, perché noi, e io concordo su questo, che abbiamo la più importante legislazione antimafia in Europa, fatta bene, e la modifica al nuovo codice antimafia è stata importantissima, non perché ha recepito il protocollo, ma perché ha fatto tante altre cose importanti anche sulla parte dei beni confiscati. Là il protocollo e la norma che noi abbiamo fatto non poteva essere utilizzata perché mancavano le fondamenta. Abbiamo potuto inserire nel nuovo codice antimafia il protocollo perché avevamo una legislazione antimafia presente. Là non esiste, quindi andare ad inserire pezzi, seppur importanti, come per esempio questo problema dei fondi europei, su quale normativa lo inserisci in Slovacchia, in Germania piuttosto che in altri posti, se non c'è alla base una normativa antimafia? E allora qual è il salto? Il salto di qualità sarebbe quello intanto di fare questa benedetta procura europea antimafia, intanto sarebbe quello di dare senso al lavoro fatto sull'Eurojust, l'Europol, su tutte le attività di coordinamento, perché le mafie ormai sono globalizzate. Prima giustamente si diceva l''ndrangheta ha un fatturato che non ha nessuno, poche mafie tranne quelle dei cartelli, cioè abbiamo miliardi di euro che noi non possiamo pensare di combattere dall'Italia. Quindi noi dobbiamo fare squadra, ci deve essere una consapevolezza forte a livello europeo, dove a monte bisogna capire che non c'è più un problema Sicilia, Italia, Emilia, Veneto, c'è un problema globalizzato, e più il problema è globalizzato, più non si riesce a percepire e a combattere. Quindi assolutamente c'è un tema serio. Però con questo esempio ho voluto farvi comprendere
che nostri pezzi importanti non possono essere esportati se non c'è, diciamo, la casa dove inserire questi mobili, per dare un'idea. Cioè, noi abbiamo dei pezzi importanti ma non possiamo inserire nelle legislazioni europee perché mancano le fondamenta sulle legislazioni antimafia in Europa, e l'Italia può essere presa ad esempio, perché la nostra legislazione è una legislazione importante, seria, forte, che può essere attivata a livello europeo. Faccio anche un salto, può essere addirittura copiata. Perché? In maniera molto chiara, la vicenda delle certificazioni antimafia, è perché in Germania, in Slovacchia o in Francia non si può prevedere che le prefetture o gli organi di polizia rilascino a Tizio e Caio un certificato dove ti dice tu non sei mafioso, sei una persona per bene. Allora, per far questo bisogna volerlo, per far questo bisogna percepire che le mafie ce l'hanno dentro anche loro, e non bisogna svegliarsi quando c'è la strage di Duisburg per dire che in Germania c'è la 'ndrangheta, perché ricordatevi che prima di quella strage in Germania c'era lo stesso negazionismo che c'era in Emilia. Veramente c'è ancora. Veramente c'è ancora. E c'è ancora. Io più volte ho citato quella giornalista che vive a Venezia, la Petra Areschi, che lei ha scritto dei libri importanti sulla strage di Duisburg, ha avuto grossi problemi. Lei è stata condannata per diffamazione. Il suo libro è stato editato con delle parti annerite, e lei stessa dice che in Germania ancora non si rendono conto del problema, non ne vogliono parlare, non vogliono parlare. Lei quindi è vista veramente, è vista molto male dai suoi conterranei, e lei sta conducendo questa battaglia, però è isolata. Certo, e il messaggio che va passato per creare questa consapevolezza intanto nel paese da noi, ma questa consapevolezza anche fuori dal nostro paese, il messaggio che va passato e che va passato soprattutto ai giovani. Io sono qui in Veneto perché incontrerò delle scuole, giro l'Italia, vado in tante università. Noi dobbiamo trasferire soprattutto a questi ragazzi, ma anche ai cittadini, che quando ci si organizza in maniera normale, facendo il proprio dovere, la mafia le partite le perde. Questa partita, la mafia, sui fondi europei dell'agricoltura, l'ha persa perché lo Stato gli ha impedito di uccidere Antoci, l'ha persa perché poi c'è stata tutta una serie di attività, prima e dopo, che hanno portato avanti con semplicità, con una semplicità devastante, 7 pagine di foglio che li ha distrutti. Questa è una norma che è stata considerata dopo la legge Pio La Torre uno dei colpi più forti ai patrimoni delle mafie. Cosa c'è voluto? Certo, di fatto avete abbassato il... E quindi cosa dobbiamo trasferire per arrivare poi alla consapevolezza? Che quando si fa l'antimafia praticata in maniera seria, attivando le norme che abbiamo, la mafia perde, perché le persone per bene siamo molti più di loro, e quindi basta che ognuno faccia il proprio dovere. Sì, ma io ricordo molti anni fa, quando si è tolta il segreto bancario in Italia, che c'era una cosa molto strana, che è stato tolto anche in Francia, è stato tolto in Austria, ma la Germania l'ha conservato fino all'arrivo dell'euro. Come mai? E le banche tedesche erano piene di soldi della mafia. Quindi torniamo sempre al buon Cicerone, cui prodest. I tedeschi sono più furbi di noi per certi aspetti, quindi il negazionismo aiuta a diventare un po' più ricchi. Mi sembra che adesso la Deutsche Bank ha avuto problemi per quanto riguarda il riciclaggio. Sono state fatte delle perquisizioni alla Deutsche Bank, Certo. per riciclaggio, quindi, e sono fatti recenti. Sì, quindi... ma perché si sono svegliati adesso? Se si svegliavano 20 anni fa sarebbe stata la stessa cosa. Avvocato. Ma ti dico, sentendo parlare il dottor Antocci adesso, che diceva se ci si mette assieme si riesce a espellere il bacillo della mafia, mi viene molto, torno sempre all'episodio che io ho trattato e che ho vissuto anche concretamente, perché ho vissuto il territorio fin dalla mia nascita della Riviera del Brenta, quindi nella Mala del Brenta. E lì la mafia del Brenta siamo riusciti a espellere questo bacillo, a farla implodere su se stessa di fatto,
proprio grazie a questo, ad una consapevolezza comune fatta di sindaci, assessori, ma anche associazioni, parrocchie, tutti quanti a un certo punto si sono resi conto che la mafia del Brenta era la schiavitù del nostro territorio in tanti aspetti, dava un'immagine negativa, creava un tessuto anche per i giovani negativo, il traffico di droga, il lavoro, eccetera. E ci si è resi conto che solo mettendosi assieme si poteva espellere questo bacillo, e questo è stato possibile in questo modo. Siamo riusciti a diventare come territorio, da produttrici, io dico, di mafiosi a produttori di eroi, grazie i tanti nomi che potremmo citare, proprio grazie a questo, perché il territorio ha capito, ha maturato una coscienza civica diversa, nuova, e ha capito che bisognava mettersi insieme per espellere questo cancro del nostro territorio. E questo è stato possibile grazie ad un lavoro di magistrati, il dottor Pavone, che ha presentato con me il mio libro e me lo ha raccontato direttamente, anche Luigi Savina, che è stato questore di Padova, anche lui mi ha raccontato i metodi attraverso i quali riusciva a intercettare poi i mafiosi, grazie alla collaborazione del territorio, grazie alla collaborazione delle persone. C'era una grande omertà, c'è ancora qualcuno che in qualche maniera ricorda con nostalgia quei tempi, per carità, però è una minoranza. Il territorio e le istituzioni, i sindaci, le parrocchie, le chiese, i preti, hanno collaborato insieme per eliminare questo problema, e credo che questo sia il grande messaggio che noi dobbiamo lanciare, e che è quello che lancia anche il nostro Presidente della Repubblica, cioè riusciamo a vincere questa battaglia se la viviamo come un destino comune. Ecco, il messaggio da dire è che la mafia si può vincere, è un cancro che si può vincere, che si può guarire, che si può eliminare. Non è vero che la mafia non vincerà sempre, che non si eliminerà mai, non è vero che la mafia avrà sempre la meglio, non è vero, vincerà la legalità, ma lo vincerà se noi prendiamo una coscienza civica nuova, e cioè quella di lavorare insieme per eliminare questo. Questa è la riflessione che mi viene, secondo me, da dire, ecco. Certo. Antoci, c'è da dire anche che, tornando alla questione ad esempio dei Nebrodi, che l'operato della mafia soffocava anche, tra virgolette, l'economia sana, perché tutti gli altri allevatori che facevano veramente allevamento ne uscivano pesantemente danneggiati. Ma certamente, ma infatti le vessazioni su più fronti degli allevatori, degli agricoltori, che erano anche legate a fare i danneggiamenti piuttosto che a rubare gli animali, e quando un'azienda gli comincia a rubare tanti capi di bestiame la metti in difficoltà. Allora tutto questo sistema è chiaro che per loro significava il controllo del territorio, perché ricordiamoci sempre che le mafie e la criminalità hanno forza nel momento in cui hanno il controllo del territorio. Il controllo del territorio lo esercitano proprio così, con la paura, con le vessazioni, con le estorsioni, con il dover chiedere sempre a loro se una cosa si può fare o non si può fare. È chiaro che quando noi abbiamo attivato tutto questo percorso, perché ricordiamoci sempre, non si può parlare solo di legalità, bisogna fare legalità e sviluppo. Noi mentre facevamo tutta questa guerra abbiamo fatto quel parco, l'abbiamo fatto incrementare del 30 e 40% l'anno di presenza di turisti, abbiamo attivato tutta una serie di cose bellissime, marchi d'area, tutta una serie di cose che hanno fatto capire agli imprenditori e a chi viveva quel territorio che la soluzione migliore non era quella di sottostare alle vessazioni, ai voleri delle famiglie mafiose, ma era quella di stare con lo Stato, perché attraverso la legalità arrivava lo sviluppo. E questo è forse il tema dei temi in generale nella lotta alle mafie e alla criminalità. È il tema dei temi perché non si può chiedere a un padre di far morire i propri figli di legalità, bisogna fargli capire che attraverso la legalità prospera la sua famiglia, prospera il territorio e si espellano coloro che in quel territorio
non hanno nulla a che vedere, perché questo tema della presenza di ceppi anche imposti tra virgolette vergini, no? Arriva il primo, poi arrivano gli altri, poi si crea le colonie, vale per l''ndrangheta, vale per le famiglie mafiose, vale un po' nelle regioni, ma è valso anche in alcuni paesi europei. È un tema che si combatte solamente facendo capire che quelle cellule che arrivano danneggiano anche l'economia, anzi danneggiano soprattutto l'economia e quindi il futuro dei figli. Lì bisogna farlo però dimostrando che arrivano i risultati, perché con le chiacchiere, voglio dire, c'è poco. Quando invece alle persone gli fai capire che i risultati arrivano, quando cominciano a dire che non ci sono persone, non ci sono più posti letto liberi, che gli agriturismi sono pieni, che io ricordo in un aeroporto due fidanzati che mi hanno incontrato e mi hanno detto: Presidente, la volevamo salutare, sa, noi avevamo pensato tutti e due di andarcene dalla Sicilia, perché non avevamo lavoro, non pensavamo potevamo farci un futuro. Quando abbiamo visto tutte queste persone che arrivavano a visitare il parco, quel territorio bellissimo, abbiamo preso una jeep, abbiamo fatto un corso e ora facciamo le guide. Sa che è successo? Che non solo non siamo andati via noi, ma abbiamo coinvolto altre 2 coppie, abbiamo comprato tante jeep e ancora non ci bastano, ma siamo qua, non siamo andati via. E il vero grande risultato, vedete, la cosa che ti può dare quella carezza per una persona come me, la mia famiglia, che io ho un regime di sicurezza elevatissimo, e capite bene che una famiglia che ha un regime di sicurezza così elevato con 3 ragazze non è una vita semplice. Io non ho nemici se non quelli noti, però se io non lo augurerei neanche al mio peggior nemico di vivere una vita blindata e di perdere la libertà. Però ci sono delle cose fra le quali l'incontro con questi ragazzi o altri sentimenti che ti danno anche la possibilità veramente di dire che ne vale la pena. Vede, io l'altra sera a Roma, a questa presentazione dove hanno partecipato tutti i vertici dello Stato, tutti i vertici delle forze dell'ordine, tante persone, la politica bipartisan, questo sentimento di dire questa vicenda è una vicenda di tutti, non di Tizio, non di questo partito, non di Tizio, non di Caio, è una vicenda di tutti. Sentire il figlio, con noi c'era Tina Montinaro e il figlio Giovanni. Tina Montinaro è la moglie, non la vedova, come dice lei, la moglie di Antonio Montinaro, il caposcorto di Falcone, ucciso nella strage di Capaci. Noi abbiamo dato in beneficenza tutti gli introiti del libro all'associazione Quarto Savona 15, che è proprio presieduta da Tina Montinaro e che si occupa anche dei figli delle vittime uccise negli attentati mafiosi. E il figlio di Tina, Giovanni, ha letto un brano del libro e ha letto proprio il brano che io vi ho raccontato prima. Quindi questa discussione, questo momento è il pezzo della mia vita con mia figlia, con le mie figlie che mi dicono vai avanti. Sentire Giovanni Montinaro che si siede e che quando Andrea Montanari di Rai 1 gli dice: Giovanni, ma volevi dire qualcos'altro oltre a leggere questo pezzo del brano? E lui dice: sì, vi avrei chiesto la parola. Si è girato, mi ha messo la mano sulla spalla, a fianco c'era il capo della polizia e mi ha detto: grazie Presidente, dopo tanti anni attraverso queste righe sono riuscito a parlare a mio padre. Vedete, mi chiedete se ne vale la pena avere perso la libertà, mi chiedete se ne vale la pena fare vivere una situazione così difficile a 3 ragazze e una moglie? Ne vale la pena. Ne vale la pena. Quando si sentono queste cose non puoi non dire che ne vale la pena. E questi sono i momenti in cui quel noi di cui parlavamo, quel fare squadra, quella espulsione di questi poveracci, perché questi sono dei poveracci, ma in Sicilia ci sono 6 milioni di persone e si può dire in questa trasmissione schifosi e 7.000 schifosi mafiosi. Ma voi pensate quanto sono poveracci, piccoli, pochi, e quanta gente per bene c'è in Sicilia, in Calabria, in Veneto, in questo bel paese?
Lì è la forza nostra, unirci insieme per ritagliarci un pezzettino di responsabilità. Io qui in Veneto sono venuto tante volte nelle scuole, ma quando giro dico sempre ai ragazzi, faccio sempre un esempio che ritengo che sia la cosa che forse fa capire di più quanto uno è importante, quanto il singolo è importante. Io dico sempre ai ragazzi, pensate di andare in una gita con la scuola, arrivare in una chiesa bellissima e avere di fronte un mosaico enorme, bellissimo, e voi che vi avvicinate e dite ma che bello, ma che bello, ma che bello, arrivate a 1 metro e vi rendete conto che manca un tassello. Torneranno a casa e diranno ai loro genitori: sono andato in una chiesa, ho visto un mosaico bellissimo, ma porca miseria, mancava un tassello. Ecco, noi siamo quel tassello, loro sono quel tassello, le persone per bene siamo quel tassello, e se noi siamo quel tassello completiamo un mosaico bellissimo dove questa gentaglia non solo non ci deve entrare in chiesa, perché c'è un altro tema, tutti sti mafiosi che hanno le madonne, no? Avete visto, in tutte le operazioni di servizio ci sono questi con i crocifissi. Papa Francesco è stato, penso, più chiaro che mai, come già era stato Papa Giovanni Paolo II, perché ho un'altra concezione e lo voglio dire qui. Vedete, se quel sindaco, voglio legare questa cosa a quello che sto dicendo, se quel sindaco quella sera non avesse detto al vicequestore Manganaro: mi accompagni a casa perché questa sera ho visto le vedette della mafia, questa sera rischio che mi ammazzano, e Manganaro non avesse pensato: e se Antoci che è andato via 10 minuti fa, se questa frase fosse stata detta 10 minuti dopo, Manganaro avrebbe corso come ha corso, ma ci trovava morti, con le molotov buttate già nell'auto e noi morti sul ciglio della strada. Il 18 di maggio era il compleanno di Giovanni Falcone e di Giovanni Paolo II. Io sono convinto che noi tutti avevamo un'altra scorta un po' più in alto. Però lo Stato esiste, perché mi sembra che sia estremamente silente. Cioè, a livello di parole, a livello di ricorrenze, sono tutti presenti e tutti si sberlicano di parole e continuano a dire e a citare Borsellino, Falcone e tutti gli altri che in questa vicenda hanno avuto dei problemi terribili. Ma lo Stato perché non si muove? Però veda, noi dobbiamo capire anche che cosa intendiamo noi per Stato. Io ho una mia concezione. Lo Stato non possono essere le forze dell'ordine e la magistratura solamente. Lo Stato devono essere anche tutti coloro che hanno consentito, per esempio sulla mia vicenda, che determinate cose andassero avanti. Lo Stato dovevano essere i servizi veterinari, tra l'altro con un'operazione importante che avrete seguito sul piano nazionale, dove sono stati arrestati e rinviati a giudizio decine di veterinari perché a questi mafiosi gli certificavano che avevano le aziende indenne quando c'era la tubercolosi. Allora, lo Stato non possiamo demandare agli altri. Ogni giorno le forze dell'ordine e la magistratura lavorano incessantemente cercando di applicare le norme. Il tema, io ritengo che sia più legato alle scelte delle persone, perché lo Stato è stato chi riceve una richiesta di estorsione, di pizzo e non denuncia, non è Stato. E questa è una parte che non arriva a quello Stato che deve agire. Se tu non denunci io non mi posso muovere. Allora, è Stato chi faceva finta di niente, allora, tutte queste cose sono Stato, siamo noi. La preoccupazione è che nonostante noi abbiamo le forze dell'ordine preparate, una magistratura forte e le distrettuali antimafia del paese che lavorano incessantemente, se non collaborano i cittadini
se non ci sono i sindaci che devono sapere, o se lo sanno o no, che possono fare le segnalazioni di riciclaggio e non li fanno, il pezzo di Stato che perde è la società civile. È da lì che bisogna arrivare. Di quello Stato mi preoccupo quando non agisce, del silenzio di quello Stato mi preoccupo quando non parla e non denuncia. I cittadini devono avere fiducia nelle istituzioni e devono denunciare, perché coprirsi dietro al fatto che non si ha la certezza della pena, che poi le persone si ritrovano fuori. Io vorrei dire a queste persone: ma perché io ho dovuto togliere la libertà a 3 figlie e questi discorsi non li ho fatti? Ma io cosa ho di più di un altro? Perché io devo fare delle scelte di dignità e tu che fai l'imprenditore o fai un'altra cosa queste scelte non li devi fare? Allora così è facile dire demandiamo agli altri. Certo. Io invece ho paura di questo pezzo di Stato che è silente e che non consente all'altro pezzo, che può fare dietro sollecitazioni, di fare il proprio dovere. Poi lei ha citato Falcone e Borsellino. Io vado all'aula bunker, vado quando c'è la deposizione della corona e mi guardo attorno. Io penso, perché io sono uno che crede, che anche Giovanni Falcone da lassù guarda tante persone che lo hanno accusato, delegittimato, hanno tentato di farlo pure con me. Ricordiamoci che Falcone si era i candelotti alla Daura, era tutto. Ricordiamocele queste cose. Tante persone oggi battono le mani, ma la verità Giovanni Falcone l'ha detta quando ha detto che in questo paese se non muori ammazzato non sei credibile, e ti attaccano perché pensano che fai il protagonista, perché pensano che... L'ha vissuto questo momento Falcone, lo ha vissuto questo momento Borsellino. E allora vogliamo interrogarci anche su questo. Quello Stato allora in parte li ha lasciati soli. Certo. E allora non dobbiamo ritornare a fare gli stessi errori, perché le parole che ha detto l'altro giorno il capo della polizia a Roma alla presentazione del libro, quando dice attenzione, in questo paese non bisogna solo preoccuparsi della mafia, ma anche dei bravi e usa dei termini molto tecnici, delegittimatori. Perché cosa fa la mafia? Cerca di fermarti con la minaccia, quindi antoci, proiettili, non si ferma. Fase 2, cerca di ammazzarti. In questo caso, grazie a Dio, non ci è riuscito, grazie alla Polizia di Stato non ci è riuscito. A un certo punto dice: adesso gli mandiamo 2 pallottole di fango. E pensate che a un certo momento, per colpire me, si inventano di sana pianta che mia moglie, che ha un cognome Rampulla, come tanti che ce ne sono in Sicilia, come il portiere della Juventus, che era nipote della famiglia mafiosa Rampulla, che sono gli artificieri della strage di Capaci, tutto inventato da 2 posti, da Messina e da Agrigento, nello stesso momento, 2 articoli a distanza di 2 minuti. Mia moglie è finita in ospedale, ovviamente non ha nessuna parentela, neanche l'albero genealogico. Le indagini cosa hanno dimostrato? Che 2 avvocati famosi di Cosa Nostra, di famiglie mafiose importanti, chiedono a questi signori di fare partire questo fango contro Antoci, perché la deve pagare, perché ci ha tolto i terreni a tutti i nostri amici e sta esagerando. Quindi io stavo esagerando, al momento mi ammazzavano, e allora per far questo mi mandano mia moglie all'ospedale, buttandogli un'onta di una cosa vergognosa e dicendo: ma Antoci come fa a fare antimafia che ha la mafia dentro? Ovviamente rinviato il giudizio per diffamazione aggravata e concorso esterno in associazione mafiosa. Non è questo il tema, non è Antoci. Hanno tentato con Falcone, hanno tentato con Borsellino, tentano con chiunque, non possono fermare in altro modo, e c'è un termine tecnico. Il capo della polizia l'altra sera a Roma alla presentazione del mio libro: mascariamento. È il termine tecnico dell'attività di Cosa Nostra di delegittimazione.
Mascariamento per i telespettatori significa è un foglio bianco e tu lo sporchi col carbone, lo mascarii. Questo è il termine tecnico mafioso che utilizzano come tecnica di delegittimazione delle persone che vogliono fermare. Allora noi abbiamo una famiglia forte, granitica, ma voi pensate, no, mia moglie poteva pure dirmi basta, ma anche noi adesso, basta. Noi stavamo andando a un matrimonio, siamo finiti in ospedale. Mia moglie era piena di bolle rosse e i battiti impazziti dalla vergogna e dalla mortificazione. E io questa cosa non me la scordo. E non me la scordo come non mi scordo quella notte. Perché io quella gente li voglio in galera per l'attentato e per quello che hanno fatto a mia moglie. Perché bisogna avere il coraggio di fare le cose. E questa gente sono i vigliacchi che non hanno coraggio. Perché guardate, e lo dico come l'ho detto pubblicamente e lo sono andato a dire a casa sua, gli uomini d'onore non si nascondono, i vigliacchi si nascondono. Quindi i signori latitanti che si sentono uomini d'onore, che escano fuori come siamo fuori noi e la smettano gli altri di vederli come uomini d'onore, perché gli uomini d'onore non si nascondono, gli uomini d'onore mettono la faccia, gli uomini d'onore hanno coraggio, gli uomini d'onore non sono vigliacchi che si nascondono. Ecco, senta Antoci, non abbiamo parlato della questione politica, perché lei, diciamo così, non porta a termine il mandato come Presidente del Parco dei Nebrodi e quindi 6 mesi prima viene, come dire, sollevato dall'incarico e poi anche dopo, diciamo, anche insomma, la politica, tra virgolette, non le viene incontro, possiamo dire così. Allora, questa è una vicenda che ovviamente di cui ha parlato la stampa italiana e internazionale. È chiaro che una vicenda, in Sicilia c'è una legge che si chiama Spoil System, voluta dal precedente governo Crocetta, dove dice che entro i 90 giorni si possono cambiare i presidenti degli enti. Io facevo il presidente del Parco dei Nebrodi, così per capirlo, per un'indennità di 700 euro al mese, con tutto il rispetto che io utilizzavo per fare un po' di rappresentanza quando venivano persone ai convegni, quindi io vivo del mio lavoro, grazie a Dio, la mia famiglia, il mio lavoro che mi consente di mantenere la mia famiglia. A un certo punto io so dalla stampa, quindi non mi arriva neanche una telefonata in cui mi si dice guarda, io sto cambiando i presidenti, dalla stampa scoppia una bufera internazionale, revocato Antoci. Il mondo ha chiesto al presidente Musumeci il motivo, lui ha solo detto ma l'ho fatto per tutti, come se tutti hanno casa presidiata dall'esercito, come se tutti hanno subito uno degli attentati mafiosi più gravi della storia della lotta alla mafia, penso nel paese, come se tutti avevano svolto il lavoro e come se tutti scadevano dopo 6 mesi. Quindi è chiaro che è stato lanciato un messaggio devastante, non certamente a me. Ancora ad oggi in tutti gli articoli che ancora oggi si susseguono, anche non ultimo il Telegraph o il Financial Times, che ha avuto ho avuto l'onore di ricevere la prima pagina e la copertina del magazine allegato del Financial Times, ovviamente chiudono tutti dicendo, anche la prefazione di Gianantonio Stella al libro, Gianantonio Stella fa un'importante pagina al Corriere della Sera qualche giorno fa, chiude come tutti chiudono dicendo e alla fine arriva il segnale, Antoci 6 mesi prima. Ma la cosa grave qual è? Che quando io ho fatto la mia lettera di ringraziamento a tutti e ho chiuso dicendo, ringraziati i sindaci, tutte le persone che sono state con me, alla fine ho detto ringrazio per ultimo il Presidente della Regione perché mi ha fatto capire in maniera chiara da quale parte sta, perché evidentemente dalla mia parte non sta. Se tu mi mandi così senza manco farmi una telefonata, purtroppo il Presidente Musumeci ha fatto uno scivolone lì, perché invece di rimanere in silenzio come rimane ancora adesso senza spiegare a nessuno come mai ha fatto questa cosa, ancora nessuno si spiega perché, allora dice ma come, ma io Antoci gli sono stato sempre vicino, e quindi io ho avuto la necessità di chiarire al Presidente Musumeci che, primo, io non l'avevo mai visto,
l'ho incontrato per caso in una trasmissione televisiva. Ho subito un attentato, c'è stato uno dei cortei più importanti fatti in Sicilia dopo le stragi di Capaci, 10.000 persone, scuole, segretari nazionali sindacati, dopo il mio attentato. Lui non c'era. Sono venuti al parco a fare la riunione, la commissione parlamentare antimafia in toto, presieduta da Rosy Bindi, il ministro degli interni, il ministro dell'ambiente, là, sono venuti a trovarlo. Lui non è mai venuto. Presidente della commissione regionale antimafia si chiamava nella precedente legislatura Nello Musumeci. Ha fatto le audizioni sulla mafia dei terreni, ha fatto le audizioni in commissione regionale antimafia sulla mafia dei terreni, ha chiamato 3-4 sindaci che poveracci neanche sapevano bene come stavano le cose, a me non mi ha udito. Quindi, più che vicinanza, ho detto, a me mi sembra una, come dire, distanza abissale dimostrata da questo atto, che veda, non mi ha, cioè lui gli si è ritorto contro in tutto il mondo, non in Italia, questa cosa, e ancora oggi, ripeto, è un neo che non riesce a spiegare. Lui non ha fatto un danno a me. Io avevo già detto che dopo 6 mesi non volevo fare più presidente perché è giusto che ci fosse stato un ricambio, avevo già detto. Cioè, questo segnale a chi lo ha dato? Ma quanti sindaci amministratori da questo segnale dicono: ma scusa, ma se uno come Antoci, che gli ha subito quello che ha fatto, quello che ha fatto, è successo quello che è successo, arriva il governatore di una regione, quando diventa governatore non è più il capopopolo, non è più il capo politico, è lo Stato. Quello Stato di cui parlava prima lei, questo Stato a me non piace, ma non perché mi ha revocato l'incarico, perché dà un segnale agli altri che poi ognuno dice: ma io, a me chi mi porta? Se poi Antoci l'hanno scaricato. Cioè, allora, e questo sulla parte regionale. Sulla parte politica nazionale io ho fatto delle scelte. Guardate, mi è stato chiesto di candidarmi presidente della regione alle scorse regionali. Io ho detto no. Io non lego, non confondo questa cosa con la politica. Sono stato, sia con la segreteria passata che con la segreteria attuale, responsabile nazionale della legalità del Partito Democratico, e l'ho fatto portando a casa la legge, e l'ho fatto perché avevo quell'obiettivo di portare a casa il nuovo codice antimafia con dentro il protocollo di legalità, e ce l'abbiamo fatta. Io non baratto quello che ho fatto con la politica, e quindi alle politiche, nonostante mi sia stato chiesto, nonostante eravamo lì per decidere se candidarmi o meno, io ho dovuto scegliere una strada che si chiama di dignità. Non mi sono piaciute determinate cose, non mi è piaciuto questo metodo di squadrismo, chi è vicino a me e chi non è vicino a me, perché la mia faccia, la mia storia e la storia di tutti coloro che insieme a me abbiamo fatto questa battaglia non si baratta né per un posto in Parlamento né per qualsiasi altro posto, perché io devo avere, come ho detto prima, la possibilità di guardare i miei figli negli occhi e dire loro che tutto quello che abbiamo passato e che stiamo passando non è legato a nessuna vicenda politica. Poi, se questa cosa, come è accaduto facendo il responsabile legalità del PD, serve per portare a casa un risultato e quindi legata a un obiettivo, io sono disponibile a discutere. Io ho rapporti ottimi con tutte le forze politiche. La presentazione del libro, come ho detto prima, c'erano bipartisan tutte le forze politiche, uomini di governo del Movimento 5 Stelle, uomini di governo, tutti. E questa è la forza, perché nonostante io ho avuto fino all'altro giorno un ruolo politico importante, erano tutti là, perché hanno sempre capito che io alla politica non la regalo questa vicenda, perché questa vicenda è dolorosa, questa vicenda è a volte anche umiliante. Questa è una vicenda che deve essere patrimonio della gente per bene, non della politica. La politica deve essere al servizio delle scelte che noi abbiamo fatto. La politica deve risolvere i problemi in Italia e in Europa di cui abbiamo discusso. La politica deve fare tutto quello, ma noi
per fare questo, e rispondo, io ho dovuto fare delle scelte e sono orgoglioso di averle fatte, sono assolutamente orgoglioso di averle fatte e sono convinto che abbiamo ancora strada da fare dal punto di vista politico sulla possibilità di mettere a regime anche e di far colloquiare un po' più le istituzioni del territorio applicando le norme. Se questo domani dovesse servire, Giuseppe Antoci è a disposizione, ma se questo deve offuscare o far strumentalizzare una brutta vicenda di vita, Giuseppe Antoci non è a disposizione. Non ci sta, non ci sta. Pierluigi Granata. Quello che ha riferito dottor Antoci a noi era noto, ti ricordi che in queste stanze noi avevamo dimostrato la vicinanza, no? A dottor Antoci, sottolineando l'assurdità di certe scelte, perché è un segnale inquietante che viene mandato all'esterno e che purtroppo inficia tutta l'opera di educazione alla legalità rivolta ai giovani, perché a questo punto lo Stato che messaggio manda alle nuove generazioni? Quello che stigmatizzava il dottor Antoci, che è uno Stato inaffidabile, anche se lo Stato siamo noi. Quindi è pericoloso, e quello che lascia ancora più perplesso è che non ci sia stata purtroppo una grossa mobilitazione politica a favore del dottor Antoci, e che il presidente Musumeci ancora non abbia dato una risposta. E questa è un'opera, purtroppo a mio modesto parere, è un'opera che risulta chirurgica dal punto di vista della delegittimazione. Certo, torniamo al discorso di prima. Molto sofisticata, senza clamore, la cosa è lasciata qua. Infatti poi adesso chi ne parla del dottor Antoci? Ne stiamo parlando noi, però la cosa sta scemando. Per fortuna adesso il dottore ha scritto questo libro. Certo, La mafia dei Pascoli, se la regia magari me l'ha già mostrato, eccolo qua, però questa è la copertina del libro. È grave che non si dà la risposta. Che si trova in questi giorni perché tra l'altro, come dicevo io, poi mette in difficoltà chi poi, come l'avvocato, cerca di educare alla legalità le nuove generazioni, perché uno cerca di portare dei fatti, e purtroppo questo è il fatto negativo. Avvocato Compagno. Sì, questa vicenda ci insegna, secondo me, che abbiamo bisogno di testimoni per combattere la mafia, testimoni positivi come lo è il dottor Antoci, su cui anche le nuove generazioni, io che ho lavorato molto anche con l'educazione dei ragazzi, e noi abbiamo sempre lavorato su questa esperienza, cioè sull'indicare dei testimoni che abbiano vissuto determinate esperienze di vita e siano in grado di lanciare dei messaggi positivi, perché lo testimoniano con la loro vita. Falcone e Borsellino sono stati dei grandi testimoni della lotta antimafia, hanno pagato con la loro vita, però sono sicuramente anche nelle scuole oggi dei testimoni positivi da cui imparare. Ecco, Antoci credo che lo sia ancora una volta, cioè sia ciò di cui noi abbiamo bisogno, cioè di testimoni positivi che ci insegnano un percorso di vita di redenzione, un percorso di vita di lotta alla mafia, e esempi positivi che ci possono dimostrare come la guerra alla mafia si può vincere. Ci sono state delle battaglie importanti contro la mafia, questa ne è una di significativa, non è l'unica, ce ne devono essere tante altre, e questo è possibile se quei ragazzi che impareranno adesso nelle scuole anche questa vicenda e trarranno degli insegnamenti da questa vicenda, diventeranno anche loro dei testimoni positivi. Ecco, questi sono i veri testimoni di cui magari penso di interpretare anche nel pensiero la Sicilia ha bisogno, perché a volte, ritornando anche alla nostra esperienza, i ragazzi avevano come modello il grande boss in Ferrari con le donne, che diventava l'idolo dei giovani adolescenti. No, il vero testimone il vero idolo a cui la cui strada va seguita sono questi esempi di lotta alla mafia molto, molto importante. Ecco, l'esperienza che ha toccato il dottor Antoci, il fatto di non essere più membro alla guida del presidente del parco, è sicuramente un punto negativo su questa indicazione di testimoni a cui ispirarsi. Su questo non c'è dubbio, però sono convinto che questo lavoro che sta facendo di testimonianza nelle scuole con il libro eccetera in giro per l'Italia sia parimenti molto importante e serva
molto per diffondere una cultura nuova, perché credo che quello che serve sia una mentalità nuova che va creata, una nuova educazione civica delle nuove generazioni, perché penso che bisognerà partire da lì poi, perché i vecchi che hanno già la mentalità di un tempo forse è difficile cambiarla, ma dalle nuove generazioni forse si può cambiare qualcosa, e credo che la Sicilia su questo abbia fatto dei grandi passi avanti. Mi pare di capire che i giovani di adesso hanno una mentalità veramente diversa rispetto a quella di una volta, che si crea così con queste grandi forme di testimonianza positiva. Certo. Il valore, una cosa che dice l'avvocato, dice una cosa molto importante, il valore della testimonianza, di trasferire questi valori. Vedete, sul protocollo e sulla legge ci sono in Italia già circa 40 tesi di laurea in tutte le università. Io giro molto le università e giro molto le scuole. Il tema del trasferire anche nel lavoro che fate voi, no? Cioè, adesso avrete sicuramente seguito questo docufilm che ha fatto Rai 3 sulla mia vicenda, e io non ero molto convinto di fare questa esperienza, però ho dato dei paletti, ho detto: guardate, io prima cosa eroismi, simboli, dobbiamo trasferire, e loro sono riusciti a trasferire la parte umana di questa vicenda. Allora io però vorrei che in televisione ci siano meno fiction e meno come dire, attività di trasferire piuttosto gli idoli dei mafiosi, dei camorristi, cioè, perché purtroppo, e ce lo dobbiamo dire, anche questo crea degli eroi, purtroppo crea degli eroi. Allora noi su questo paese, su questa vicenda si deve interrogare, perché anche quella fa parte di un processo culturale che noi dobbiamo, è un fatto economico, ci sono dei ritorni economici importanti, va bene tutto, ma dietro questi simboli che poi si creano per ragazzini della scuola che fanno i capi mafia o i capi camorra, che hanno come idoli, poi dietro queste storie ci sono le storie di Giovanni Montinaro, ci sono le storie di Emanuela Loi, ci sono le storie di Chinnici, di Falcone, di Borsellino, di tanti servitori dello Stato che sono stati uccisi anche davanti ai figli. Noi glielo vogliamo dare valore a questa gente, quantomeno rispettandoli e creando una cultura positiva attraverso, dando dei segnali diversi. Questa è una cosa che mi preoccupa molto, per esempio, è una cosa che io dico ai ragazzi quando giro: ma guardate che c'è un tema serio, c'è un tema serio che mi raccontano anche insegnanti, dove dopo queste fiction, dopo questi, ci sono questi ragazzi che giocano facendo i capi camorra, i capi mafia, facendosi chiamare con il nome, e guardate che questa cosa è devastante. Allora io vorrei che magari giocano chiamandosi Giovanni, Paolo, Emanuela, ecco, forse se giocano facendosi chiamare con quei nomi di grandi eroi e servitori dello Stato, perché, ve lo ripeto, questa terra di simboli di eroi non ne ha bisogno. Ma per quanto mi riguarda, e io è una cosa che dico sempre, per quanto mi riguarda di eroi nella mia vicenda ci sono stati, e sono gli uomini della polizia, della mia scorta, il dottore Manganaro e gli altri che coraggiosamente si sono fatti sparare addosso per salvarmi la vita e portarmi dalla mia famiglia sano e salvo. Quelli sono eroi. Certo, ed è per quello che questa sera può essere qua con noi a raccontarcelo. Ermanno, una storia non solo di legalità, ma anche di rettitudine, questa di Giovanni Antoci. È un esempio di coraggio, anche se il nostro Giuseppe Antoci rifiuta il concetto di eroismo, certamente non è di tutti. Riuscire ad affrontare un pericolo e una situazione di questo genere mettendo se stesso in discussione, e soprattutto la propria famiglia e i propri parenti. È difficile riuscire a capire. Quello che io spero che i nostri telespettatori da questa documentazione, questa vita vissuta in diretta, come abbiamo fatto questa sera, traggano un insegnamento, che ci vuole coraggio, che
se riusciamo a far sì che l'eroismo diventi normalità, allora avremo raggiunto lo scopo per cui il nostro ospite Giuseppe Antoci è venuto a trovarci e ci ha raccontato le sue vicende che sono veramente fantastiche. Certo. Ti ringrazio di essere Grazie a venuto. voi, grazie di cuore a voi. Ringraziamo anche da parte dei nostri telespettatori, Grazie di cuore a voi. perché credo che ci vuole ogni tanto una documentazione di questo tipo. Certo. Allora, grazie nuovamente a Giuseppe Antoci, grazie a Pierluigi Granata per essere stati con noi, grazie all'avvocato Emanuele Compagno. Ci fermiamo qui anche per questa sera. TV7 Match torna venerdì prossimo, come sempre qualche minuto dopo le 21. Ermanno, la settimana prossima io proporrei di parlare del ticket d'ingresso a Venezia, se è una cosa che ti... Questo l'abbiamo... Allora, parliamo di una cosa che abbiamo proposto da 20 anni, cioè che se io vado al cinema pago il biglietto, se io vado in crociera pago il biglietto, se io vado a Venezia, unica città al mondo, non ce n'è una che più uguale, posso andarci gratis. E la spesa media della maggior parte dei milioni di turisti che vanno a Venezia è dai 15 ai 20 euro, no? Cioè fanno più danni a camminare sul selciato che i soldi che lasciano lì, ed è una città che è cresciuta in mezzo al fango e si è sviluppata grazie proprio alla ricchezza che è riuscita ad accumulare e a creare quella bellezza che ancora oggi da tutto il mondo viene. Non sono ancora arrivati i marziani, ma tra poco arrivano. Allora, il pedaggio, però, ecco, la forma di pedaggio che bisogna dare. Non basta soltanto dire paghi 10 euro e passi il tornello, no? Come ho già detto più volte, uno va a Venezia e gli viene offerta una serie di programmazioni come vedere Venezia, perché sono stanco di vedere che c'è una strada sola o due strade che vanno da Piazzale Roma, dalla stazione Piazzale Roma fino a San Marco e tornano indietro. Il resto di Venezia, che è fantastica, nessuno lo conosce e nessuno lo conoscerà mai. No. La desertificazione di Venezia è una cosa orribile. Adesso c'è l'arrivo anche dell''ndrangheta a Venezia, quindi ci mancava solo quella. E allora bisogna che noi abbiamo degli amministratori, no, che abbiano il coraggio di inventarsi una gestione di Venezia che è estremamente difficile, perché non è semplice. Ma Venezia, se continua così nei prossimi 20 anni, crolleranno i muri e verranno giù le chiese, perché non stanno più in piedi. E allora quello che noi dovremmo messaggiare ai veneziani, che ormai ce ne sono gran pochi, ma soprattutto ai giovani, no, di rimpossessarsi di un ambiente fantastico, di un ambiente che può diventare ricco di nuovo. E ripropongo Venezia come punto franco, perché è un'esperienza che Trieste ha avuto circa 300 anni fa. Quando fu creato Punto Franco avevano 5.000 abitanti. Nel giro di 20 anni sono arrivati a 35.000 abitanti e poi è continuato a crescere. Perché? Perché c'era un punto di attrazione. Allora lì si possono portare le nuove produzioni, quelle multimediali che non inquinano, a differenza di Marghera, e che creano un humus vivibile, perché Venezia è bella da vivere. E lì, se vuoi concentrarti nel tuo mestiere, soprattutto nel mondo multimediale e nel mondo della rete, Venezia è l'ideale, perché è tranquilla, perché vuoi vivere una dimensione senza auto, senza traffico, senza niente, e soprattutto esci di casa, fai 4 passi, è risolto e ti sei sgombrato il cervello di tutti i problemi. Bene. Quindi io spero che la prossima volta parliamo di Venezia, ma poi parliamo anche di altre cose. Certamente. Ci fermiamo qui. Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie ancora a Giuseppe Antoci in particolare, e grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Appuntamento venerdì prossimo, TV7 Match. Buonanotte a tutti.